in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con lo Sportello Pensionati. Conosciamo subito, vediamo subito chi sono i nostri ospiti, già li conosciamo, li salutiamo, hanno già partecipato alla trasmissione in diverse occasioni. Cominciamo a salutare Flavia Blasic, che è coordinatrice donne dell'FNP CISL di Udine. E salutiamo Buonasera. anche Liliana Della Rovere dell'FNP, sempre CISL, sempre di Udine. Buonasera. Buonasera a voi, sono contenta di avervi. È la prima volta che partecipate insieme, mi pare, no? Forse No, abbiamo una volta partecipato, Liliana, però via Skype, sì. in remoto. Sì, no? in remoto, esatto, Ecco. sì, sì. Comunque qui in studio è la prima volta che siamo tutte e tre insieme. 3 donne. 3 donne. 3 donne, giusto? Cominciamo così da un'analisi un po' della situazione, parliamo un po' di politica sindacale, come si fa sempre all'inizio delle trasmissioni. E proprio partendo dalla sanità, dall'assistenza sul territorio, visto che Flavia è particolarmente agguerrita, no? Sull'argomento, oltre che essere particolarmente agguerrita su tutte le tematiche che interessano le donne. Beh, anche la sanità interessa le donne, no? Perché per esempio, parliamo Ma sempre... la sanità non è solo donna, dai. No, parliamo sempre di una sanità di genere che ancora non c'è. Nel senso che effettivamente la Beatrice Lorenzin aveva istituito una commissione, cioè è ancora funzionante, però diciamo che questa è una situazione nuova della sanità che dovrebbe andare a studiare quelle che sono le caratteristiche delle varie malattie per quanto riguarda il genere femminile, per quanto riguarda i sintomi, ma anche per quanto riguarda l'effetto delle cure. Diciamo che attualmente la sperimentazione riguarda, per lo più a livello europeo, anche mondiale, riguarda sempre la sperimentazione su uomini in genere, ma diciamo che è stato rilevato ormai che gli stessi farmaci non funzionano allo stesso modo. Non funzionano nello stesso modo tra persona e tra uomo ecco, e donna quindi, ancora di meno. certo. Comunque, per tornare all'argomento che avevi introdotto, diciamo che il 21 di maggio c'è stato l'incontro col ministro Speranza dei sindacati appunto per trattare quella che è chiamata la missione 6 nel piano di resistenza e resilienza. La missione 6 che quindi riguarda la riforma della sanità in generale e per quanto riguarda anche la non autosufficienza, ma soprattutto diciamo che i sindacati hanno apprezzato l'attenzione diciamo, che questo ministro e questo piano hanno avuto per quella che è la medicina di prossimità. Abbiamo visto che col Covid sono emerse tutte le crepe del sistema sanitario italiano e abbiamo visto che così com'è non può andare bene, lo abbiamo visto per quanto riguarda le strutture delle case di riposo, dove il numero dei morti non può passare certo inosservato e abbiamo visto che c'è stata proprio una carenza di medicina di prossimità. E qui entra la medicina di base. Infatti le proposte, tra l'altro, si propone anche di cambiare la condizione del medico di base, che dovrebbe diventare lavoratori dipendenti, perché attualmente sono liberi professionisti convenzionati e questo purtroppo ha fatto sì che mancasse quell'intervento continuo sul territorio in questa occasione del Covid e ha fatto sì che i pronto soccorsi degli ospedali fossero affollati, intasati, gli ospedali stessi, eccetera, perché purtroppo quello che è mancato proprio è la medicina di base sul territorio. Per quanto riguarda gli anziani, un po' la stessa cosa, sono anni che addirittura negli anni 90 il sindacato ha cominciato a proporre una legge quadro sulla non autosufficienza, perché effettivamente una medicina territoriale, una medicina di assistenza domiciliare sicuramente
costerebbe di meno, tra l'altro, costerebbe di meno e offrirebbe un servizio migliore, soprattutto per le persone anziane che sono disabili, che sono non autosufficienti, ma anche per i malati di Alzheimer, per tutte le situazioni, perché effettivamente abbiamo visto che le strutture, cioè le case di riposo, le RSA, così come sono state organizzate fino ad ora, non vanno bene perché questo servizio purtroppo è stato appaltato ai privati, appaltato a Onlus, ma persino a società per azioni, e abbiamo visto i risvolti, perché quando la vita, diciamo, è istituzionalizzata, cosa succede? Succede che in queste strutture organizzate a livello industriale, puoi dire, a livello industriale chiaramente si mira a quello che è il guadagno, a quello che è il minor costo, e quindi non si tiene conto di quello che è l'aspetto umano della persona. Infatti ma le problematiche sono state ovunque, non solo nelle strutture private, ma non solo nelle strutture private, ma diciamo che i problemi li abbiamo visti ovunque. Il tipo di assistenza che non va bene, cioè bisogna ripensare a una forma di assistenza diversa, cioè domiciliare, dove le persone devono rimanere a casa il più possibile, dove devono avere comunque un'assistenza qualificata, perché sappiamo benissimo che adesso è facile ricoverare una persona in una struttura, ma è molto difficile tenerla a casa, perché se è tenuta a casa viene lasciata alla cura dei familiari, e la cura dei familiari ha comunque dei risvolti che possono essere pesanti per le famiglie, cioè possono determinare comunque, come si dice, una risoluzione di rapporti di lavoro, donne che chiedono il part-time perché non riescono a, e questo naturalmente penalizza ancora la condizione femminile. Infatti l'abbiamo visto adesso col Covid. Dalle statistiche che cosa è risultato? Che il 60% delle donne hanno dichiarato di aver pensato da sole alla cura della famiglia, alla cura dei figli, alla cura degli anziani, perché quindi il Covid ha rivelato anche questo aspetto che già conoscevamo, ma che adesso non si può più negare, e quindi è necessaria una riforma anche per sollevare le famiglie da quello che è la cura dei familiari, anche dei bambini. Attualmente la situazione non risponde a quelle che sono le esigenze, perché anche le strutture comunque hanno dei costi molto alti, e abbiamo visto cosa è successo, perché anche dopo la vaccinazione... Anche l'assistenza in casa ha dei costi elevati, molto elevati. Sì, perché comunque viene lasciata a delle badanti che il più delle volte non sono qualificate, oppure anche a personale infermiere, ma non è mai sufficiente, perché chi ha avuto l'esperienza di una situazione del genere sa benissimo che ci sono difficoltà. Per esempio io ho avuto questa situazione con mio padre, l'ho tenuto a casa, ma è stato un percorso molto difficile sì. E dispendioso anche, perché effettivamente se si vuole effettivamente seguire la persona, comunque è dispendioso per una famiglia. Io a questo punto, Flavia, se tu sei d'accordo, se anche Liliana è d'accordo, a parte che ci sono già dei messaggi e comincerei proprio a esaminare, a dare le risposte a chi ha inviato messaggi proprio prima che cominciasse la trasmissione. A questo punto io darei il via alle telefonate 0432 57 35 17 oppure sms, solo sms al 351 570 5687. Allora, vediamo Liliana, cominciamo con i messaggi, anche se ci sono degli aspetti che magari andrebbero affrontati. Vuoi che vediamo subito i primi messaggi? Vediamo i messaggi, sì, visto che rispondiamo subito alle persone. Ho 62 anni e lavoro dall'85, da 10 anni lavoro in fonderia con 1 o 2 turni notturni alla settimana. Quando posso andare in pensione? Grazie, Paolo. Quindi questa persona appartiene ai lavoratori usuranti, quelli della legge 67 del 2011, se fa almeno 1 o 2 notti, se arriva a 78 notti all'anno,
potrebbe accedere a una fascia più, diciamo, più avvantaggiata per il pensionamento. Quindi se ha fatto da 10 anni vuol dire che 7 li ha coperti, quindi può rientrare nel diritto, 78 notti, quindi 62 anni e 7 mesi può andare in pensione, quindi può andare in pensione sì, già adesso se ha fatto tutto il periodo di lavoro dipendente. Sono un lavoratore di 47 anni, laureato nel 1999, a seguito di un corso di laurea di 5 anni, dal 93 al 98. Ho diritto a riscattare gli anni di laurea in regime agevolato? Infatti è uscita adesso da poco una circolare di chiarimento da parte dell'INPS, perché appunto affronta questo discorso di quelli che si sono laureati anche precedentemente al 96, perché quelli dal 96 in poi rientrano tutti nella fase, nel sistema di calcolo contributivo, quindi non hanno nessun problema, quindi quando chiedono gli anni vengono in questa laurea agevolata, tranquillamente possono accedere. Per quelli precedenti invece che hanno questo periodo che è retributivo, perché dal 90 fino al 95 è il calcolo retributivo della pensione che sarà in futuro, devono prima di tutto fare l'opzione contributiva, quindi chiedere che la pensione quando sarà venga liquidata tutta col sistema contributivo. Superata questa fase, loro possono in automatico fare la domanda di riscatto agevolato, quindi in base a questa 233 del 90, ha un costo che è di 5.260 all'anno, quindi se sono 5 anni sono 26.000, il costo più o meno, se sono 3 anni mi pare che sono sui 15.000 erotti. Può chiedere naturalmente, se è agevolato, la rateizzazione in 120 rate, senza interessi, quindi tranquillamente, però deve fare il primo step di chiedere la liquidazione col sistema, di rientrare nel sistema di calcolo contributivo. Questo è importante. Certo, è che gli importi sono piuttosto elevati per riscattare. Sì, adesso l'INPS ha messo a disposizione... Negli anni che furono non c'erano questi importi così pesanti. Sì, se uno riscattava la laurea immediatamente, no? Sì, adesso infatti l'INPS ha messo a disposizione, entrando nel sito dei riscatti, ha messo a disposizione addirittura un programmino che fa il calcolo dell'onere. Quindi chiaramente uno si espone, compila, diciamo, tutti i periodi che ha di laurea, diciamo, che devono essere tutti periodi non lavorati. Naturalmente se è un periodo che ha fatto anche il lavoro nel periodo che studiava non è riscattabile, attenzione a questo. Comunque espone su questo programmino tutti gli anni che intende riscattare e poi in sotto le viene fuori l'importo dell'onere, quello quello classico, diciamo, e poi più sotto le comparirà l'onere per quello che riguarda la 233,90, questo agevolato, che il costo è veramente sì basso, perché alla fine sono sempre 26.000 euro, però è basso rispetto all'altro, perché saranno anche 60.000 un riscatto normale senza dover ricorrere a questo agevolato. Quindi... Per poi avere che cosa? Per poi poter andare in pensione prima, avere più anni sì, infatti il vantaggio ai fini perché il vantaggio di tutto uno recepisce quando va in pensione, mi pare di no? Allora, per quello che riguarda il discorso di quanto può avere in più in pensione non è elevato, diciamo, potrebbero essere pochi soldi, però l'importante è che sono 5 anni di lavoro recuperati, quindi se uno è andato a lavorare a 25 anni, avere 5 anni in più già di partenza, arriva a 62 anni anziché 67 quando ha compiuto i 42 anni di lavoro, quindi sono 5 anni di vita in più, dico io, perché agli effetti può andare 5 anni prima rispetto a tutti gli altri. Ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Qualche notizia di servizio, no? Anche in generale, sì, perché ci sono sempre delle notizie di servizio, di servizio, degli appuntamenti, un calendario
Quindi che bisogna guardare con attenzione. Esattamente, sì. E quindi adesso sono ripartite anche per le altre pensioni, quindi prosegue l'anticipo, diciamo, delle rate pensionistiche, quindi anche per giugno, luglio e agosto. Quindi giugno è già in pagamento con oggi, quindi dal 26 al primo giugno. Il prossimo mese si pagherà dal 25 al primo di luglio. La rata di luglio, poi dopo la rata di agosto sarà dal 27 luglio fino al 31 luglio, quindi naturalmente se la rata non è dovuta l'INPS ne richiede la restituzione, quindi tenere presente anche questo perché l'INPS non perde, diciamo, il suo diritto. Poi ricordo che per quelli che sono residenti all'estero devono presentare l'esistenza in vita, quindi entro il 19 di giugno, altrimenti la rata di luglio viene sospesa, quindi in automatico chi è in contatto, diciamo, con parenti che sono all'estero deve avvisarli che devono presentare questa esistenza in vita. Poi da luglio sarà in pagamento la 14ª, la fatidica 14ª, per quelli che hanno naturalmente i 64 anni di età, che hanno un reddito che non supera i 13.400, che per le pensioni che sono previdenziali, quindi non per gli invalidi civili e gli assegni sociali e le pensioni sociali. L'importo mi pare che vale da 336 a 6,55 a secondo dei contributi, a secondo della gestione, quindi se è lavoro dipendente o autonomo, o secondo dei contributi 15 anni o più di 25 o 25 anni. Naturalmente se non riceveranno, sull'OBSM chi ha potuto collegarsi tramite il SPID, perché adesso è lo SPID, ha potuto vedersi sull'OBSM già l'importo della 14ª, se per caso non ha il pagamento alla 14ª si rivolge al nostro patronato e fa la domanda di ricostruzione documentale presentando i relativi RED, quindi degli ultimi 2 anni, quindi dopo verrà fatta, diciamo, il rimborso. Ad agosto poi avremo avremo il rimborso o la trattenuta per quello che concerne il saldo del 730. Per tutti quelli che hanno presentato... Infatti, sì. Leggevo oggi proprio fra le notizie, no? Fra le ultime, gli importi di tutte le pensioni da mese di agosto a quello di novembre potrebbero essere più basse del solito. Perché viene recuperato. A causa di alcuni tagli. Ecco, da che cosa dipendono? Proprio dalla questione del 730. Del 730, sì. Quindi chi ha presentato adesso entro il 31 maggio avrà già ad agosto o il conguaglio positivo o la trattenuta, quindi chi lo presenta invece a giugno l'avrà a settembre e poi quello naturalmente fino al 30 settembre che sarà l'ultimo mese che recuperano è novembre, quindi l'ultimo possibile è la rata di novembre. Su questo tornerei da Flavia perché mi piacerebbe parlare un attimo del tavolo di riforma delle pensioni. Si sa nulla, ci sono novità, allora, sta evolvendo la situazione. È un altro tavolo sindacale aperto, perché per noi la riforma delle pensioni è di massima priorità e va fatta adesso, subito perché? Perché sappiamo benissimo che non ci sarà più quota 100 e quindi c'è questo problema del salto dei 5 anni. Addirittura leggevo oggi, però non lo so quanto possano essere attendibili, notizie di stampa. Dicono addirittura che non ci potrà essere più un domani neanche opzione donna. Allora, sono tutte in discussione. Ape Social e opzione donna sono in discussione. Queste invece sono... Anche se si sapeva che dovevano essere dei baluardi ormai. Questo fa parte delle richieste proprio pressanti da parte del sindacato, perché appunto, anzi, speriamo che possano anche allargare sia il discorso dell'opzione donna, ma sia anche l'Ape Social, per esempio, infatti, soprattutto appunto avendo cura delle persone che assistono dei familiari a casa. E quindi sono proprio richieste che il sindacato ritiene di massima priorità. Innanzitutto diciamo che bisognerebbe istituire una forma di flessibilità pensionistica, cioè dai 62 anni dovrebbe essere concesso di poter andare in pensione. Infatti è questo sul tavolo, no? Una flessibilità in base, diciamo, ai contributi versati. Poi un'altra
delle nostre richieste riguarda i giovani. Bisognerà cominciare a pensare che tipo di pensione dovranno avere i giovani, che hanno spesso lavori precari, discontinui, a chiamata, cioè tutte forme di lavoro che comportano una contribuzione poi molto, come molto possono bassa. riscattarsi eventualmente anche la laurea, e anche come fare a coprire, diciamo, i periodi di vuoto, no? Ecco, quindi bisognerà cominciare a pensare anche questo, perché dobbiamo dire anche che nel 2050 la popolazione sarà costituita per più della metà di persone che hanno oltre 60 anni, per cui ci troveremo ad avere uno squilibrio di tipo sociale, perché ci troveremo con meno di 2 persone che lavorano a fronte di una persona che non lavora, e quindi bisognerà pensare ad ammortizzatori sociali per riequilibrare questa situazione. Bisognerà comunque rivedere un po' la situazione femminile, nel senso che le donne hanno pensioni più basse, perché in genere hanno retribuzioni più basse, ma perché? Perché appunto hanno forme di lavoro precario, lo abbiamo visto adesso, no? Sì, o Col precario o Covid, abbiamo ridotto visto proprio che per i posti di vedere lavoro dei li hanno persi figli, no? le donne, eccetera, eccetera. Quindi bisognerà pensare, per esempio, a, non so, la nostra proposta è anche 12 mesi che riguardo alla maternità di copertura gratuita. Che invece adesso è di quanto per la maternità? Sono 6 mesi, poi la Ecco, facoltativa bisognerà altri pensare- 6 mesi. 6 mesi per figlio. Sarebbe no? 5 l'obbligatoria e 6 mesi quella Sì. facoltativa, quindi non è, almeno quella che... Sì. Ecco, e quindi bisognerebbe pensare a degli ammortizzatori sociali un po' più efficaci. E poi c'è il discorso delle pensioni vere e proprie, cioè bisogna riportarle a quello che è il potere di acquisto reale, perché sappiamo che le pensioni adesso sono veramente al di sotto di quello che è il potere di acquisto. Quindi la perequazione sappiamo che è stata interrotta, è stata ridata ma con degli spiccioli, no? Nell'ultimo anno, anche perché l'inflazione eravamo in pieno Covid, quindi è stato un rimborso di veramente, adesso io diceva un caffè, no? Sì, Chi sì, diceva? anche quando è venuta qui Renata allora, Della Ricca questo anche è un discorso. un commentino Poi, proprio sul ad una caffè e le riforma, caramelle. ad una riforma fiscale che riguardi le Certo. pensioni, perché attualmente i pensionati sono quelli che pagano le tasse più alte. Prima Chiedo di tutto, scusa, possiamo dare questa risposta Certo. veloce? Sì. Buonasera, un anno fa sono andato in pensione forzata con quota 100. Voci dicono che non potrò più fare certi lavori, come la prossima vendemmia. È vero o no? È vero, Se sei è andato vero, con perché quota questo 100... impedisce di poter tornare a lavorare, quindi non si può Per lavorare fino a anni? 67, fino no? all'età, compimento dell'età vecchiaia, quindi se l'età della vecchiaia è 67 3 mesi, 67 3 mesi, quindi bisogna andare fino all'età della vecchiaia. Per il momento è 67, dopo si sa che nel 2023 aumenta, altri 3 mesi. Nel 2023? Sì. Ah sì, un'altra curiosità, Liliana, comunque chi ha mantenuto, cioè chi ha acquisito il diritto entro il 2021 di poter usufruire di quota 100, cioè l'ha acquisito, se fa domanda al prossimo anno la può fare? Sì, se ha tutti i requisiti perché quest'anno. è un quesito che mi è stato posto. Sì, se ha tutti i proprio. requisiti quest'anno e quindi continua a lavorare nonostante diciamo, i requisiti, quindi lo può fare. Sì, se quindi... invece completa un requisito, praticamente gli manca un mese di lavoro o compie l'età a gennaio, già è fuori, quindi già non è ha più fuori. diritto. Comunque se lei ha i requisiti entro la fine, entro il 31 dicembre del 2021, se lei fa richiesta a gennaio, febbraio, insomma il prossimo anno può andare, può andare tranquillamente. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera a tutte, sono Barbara. Buonasera Barbara. Buonasera, io volevo, non so se è giusto rivolgervi adesso in questo momento una domanda, è relativa al mio stato di salute, ho un 100% di invalidità, ho il riconoscimento di una 104 con articolo 3, comma 1, comma 3 no, non ho diritto all'accompagnamento. Volevo capire a chi mi devo rivolgere per avere qualche contributo, un assegno di invalidità e un accompagnamento, perché vivo da sola. Da dove ci sta chiamando, signora? In questo momento da Aiello del Friuli, ho l'accento del triastino.
Perché, no, glielo chiedo perché secondo me lei farebbe bene ad andare a un patronato. Adesso loro le spiegano, ma se lì vicino c'è un patronato, no, sì, magari perché... vedere che cosa si può fare. Sì, perché eventualmente si è fatto una domanda Sì, di recente. è che io mi ero già rivolta al patronato, ma sembrava che non avendo, che la commissione l'INPS non mi ha riconosciuto il comma 3 della 104, non avevo diritto a nulla. Lavoro perché lavoro, faccio smart working da casa e pertanto ho una paga, però è vero che non avendo le capacità di essere totalmente autonoma, anzi sempre peggio, e avrei anche bisogno, che ne so, di una persona che mi dia un aiuto a casa e di avere una disponibilità economica per prendere un taxi piuttosto che, perché ho ancora la patente, ma cioè, la mia patente oggi dal mio punto di vista è un'autorizzazione a uccidere, cioè, perché ho la sclerosi multipla, la gamba destra mi funziona, a volte sì, a volte no, e il pedale tra freno e acceleratore viene spesso confuso. Adesso farò la revisione, ma me l'hanno rimandata adesso al giugno. L'aggravamento dovrebbe fare, no? Sì, un aggravamento, eventualmente fare un ricorso su quello che lei ha già presentato, quindi che con un patronato e col medico del patronato può rivedere fare un ricorso, perché sì. nel frattempo mi sono spaccata sempre grazie alla sclerosi il braccio sinistro e mi sono ritrovata ad abitare da sola, il braccio destro mal funzionante, il sinistro ingessato. Sì, un ricorso sì, perché così viene riesaminata la pratica, con l'aiuto anche di un medico del patronato può anche sì, far fronte alle richieste che le vengono fatte al momento dal medico fiscale. Quindi, posso farmi assistere da un medico del patronato direttamente? Sì, sì. Perché anche essendo appunto forestiera, in un certo qual senso, sono qui ad Aiello da un anno e non è che conosco... Allora, lei faccia così, adesso quando ci salutiamo, lei lascia il suo numero di telefono, Sì, se vuole, se le fa piacere, può lasciare il suo numero di telefono ai colleghi in regia. Sì, E questo già numero, lasciato. benissimo, questo numero di telefono io lo consegno a una rappresentante dell'FNP che provvede a passarlo, come abbiamo fatto in altri casi, a qualcuno di esperto all'interno del patronato, magari si mette in contatto con lei, va bene? Ma molto cortesi, tante grazie. Grazie a lei signora per aver Buona chiamato. trasmissione. Grazie, ancora. auguri Grazie. signora, Buonasera. auguri. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono un pensionato, vorrei sapere, ho fatto dei lavori in agricoltura, no? Mi hanno pagato con i voucher, no? Vorrei sapere fino a quanto sono tassati i voucher, se fino a 2.500 euro oppure non c'è nessun limite. Liliana, questo mi pare, no? Non so, anche tu Flavia sai? Sono già in automatico, compreso Sì, nel l'importo. voucher- Quello che viene pagato è già al netto. È già È compreso. già compreso tutto, delle previdenziali e dei fiscali. Sul resoconto della banca, no? Sì. Di marzo mi sono visto prelevare F24, no? 78 euro. E penso che siano quelli lì, perché sono intestati a me, sì, il mio codice fiscale e tutto. Prelevare? Perché di solito sul voucher è già compreso tutto quanto, il versamento Sì. dei contributi e anche l'IRPEF, vero? Eh sì, quindi le pagano al tutto netto, compreso, quindi no? quello che le pagano glielo danno, non glielo prelevano. Cioè, il netto dovrebbe percepire lei? Sì, però sì, mi hanno pagato 2.400, ho visto prelevato sul mese di marzo, no? Non so che giornata, F24
sì, 78 euro. La banca ha detto, ma è un prelievo che è quello che mi fa la denuncia dei redditi, no? Sì, mi ha detto che lui non sa niente, che non è nessun prelevato, ho visto sul mio conto lì, sì, che cioè ormai è tutto verificato, no? Sì, sulle mie tasse, no? Quindi, ma è solo di voucher o anche altri compensi? Ma a penso parte... che siano i voucher, perché non ho la pensione, sì, non ho... Può essere anche un conguaglio nella pensione, quindi qualcosa da pagare? Sì. Ma con l'F24? Sì. Ha il televisore acceso vicino al telefono? Scusi, Ecco, se mia può, moglie che suonava. ecco, se può abbassare un po' perché altrimenti sentiamo sì, mi sono rumori. spostato. Ma lei ha una coppia dell'F24? Cioè, No, visto in banca, un prelevamento in banca, no? Sì, lo strato conto del mese di marzo, non so se il 25-28 marzo mi ha prelevato 78 F24, il mio codice, sì, perché io ho dato a loro tutto, ho dato... Sì, sì, che facciano loro codice direttamente. bancario, tutti Sì. quei dati lì, no? Ma io una controllatina magari, no? Sì, io non ho Non sta mai male. Volevo andare all'ACLI, no? Sì, o alla CISA, a Codroipoli, Sì. per verificare. Le Sì. conviene? Io sì. al suo posto andrei a controllare. Sì, no? ha un CAF a Sì, questo punto, no? Al CAF. Ha un CAF, al CAF a Codroipo. Vengo al capo a Codroipoli. Magari sì. con l'estratto conto, se riesce Sì, a con farselo l'estratto dare. conto, sì, 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 assolutamente, Sì. perché sì, così non riusciamo a capire. Sicuramente Perché il mi ha detto personale sì, del mi ha CAF, detto che un tra mio amico l'altro... che non dovrebbero essere tassati, no? Sì. No, il voucher di solito è tutto, sul voucher è tutto compreso, sia il versamento dei contributi che il versamento dell'IRPEF, quindi dovrebbero liquidare il netto. Adesso però io non ho capito, perché lei mi parla di F24, non ho capito... L'F24 io sono rimasto perché sul resoconto trimestrale della banca sono visto il prelevamento. Ma lei è pensionato? La dichiarazione dei redditi e lì non vede nessun prelevamento lui, no? Ma lei è pensionato? Sì, sono pensionato. Niente. Sicché loro non vogliono Controlli. pagare fuori, no? La ditta lì non vuole pagare fuori, mi hanno pagato con i voucher, no? Certo. Sì. Mi hanno pagato direttamente in banca, no? Perché io ho sì. dato il codice bancario tutto a loro, no? Sì, sì. Sì, però l'F24 diciamo è un modulo che serve a versare determinate rate, tributi, contributi. Lo so, Sì, allora se lei ha una coppia, perché la banca può darle una coppia, Sì, il codice, sì, vado lì. per verificare dopo che tipo di vado lì, codice... sì. Che tipo di codice è elencato sull'F24, di maniera che al CAF possono capire che cosa è successo. Sì, porto l'estratto conto lì, sì. Ecco, ma anche se riesce a farsi dare dalla banca la copia, la ricevuta dell'F24. Sì, perché loro hanno detto che non sanno niente, è stato un prelevamento. No, Sì, mi sembra lei un po', fa bene a controllare. mi sembra un po' Si anomalo. faccia dare tutto e vada in un CAF lì a Codroipo, no? Sì, vado lì, prendo appuntamento a Codroipoli e vado, dietro il supermercato lì, sì. Ecco, lei è di Codroipo? Sì, vicino a Codroipo. Va bene, quindi può andare benissimo a Codroipo. Sì. Va bene? Prende appuntamento, sì, per andare. Meglio? Sì, telefoni e le prendono l'appuntamento. Sì, buon. La ringrazio. Grazie, Niente, grazie a buona lei. serata. Buonasera. Volevo sapere, io avrò 67 anni a settembre, quanto tempo prima devo presentare la domanda di pensione? La signora Rosetta. 2 mesi prima. Almeno. 2 mesi prima è sufficiente. Sì, Ecco, ha sentito signora Rosetta? Quindi per tutta la documentazione va al patronato, consegna tutto quanto, quindi non è, sì, sono abbastanza veloci, diciamo, per la liquidazione. Siamo quasi al termine, mancano 2 minuti. Flavia Sì, che volevo deve finire... solo aggiungere Sì? qualcosa appunto sulle pensioni, appunto ci aspettiamo anche una riforma fiscale perché i pensionati sono i più tassati, sono quelli che hanno meno detrazioni fiscali, inoltre non abbiamo avuto il bonus degli 80 euro di Renzi, inoltre chiediamo un ampliamento, diciamo così, della platea che riscuote la 14ª mensilità.
E poi, tornando al discorso dei giovani, appunto bisognerà anche riformare, ripensare a un tipo di pensione per i giovani e anche per quelle che sono le pensioni integrative, per quei fondi che adesso sono tassati e anche lì abbiamo proposto di ridurre la tassazione, perché per le persone giovani chiaramente queste pensioni integrative, questi fondi di investimento sono indispensabili, perché altrimenti col contributivo andranno in pensione con una somma che corrisponde, pur facendo i 42 anni o forse anche quelli che saranno di più, a una somma che sarà circa metà dello stipendio che prendono. E quindi i fondi integrativi, le pensioni integrative sono diventate indispensabili, quindi anche lì è una situazione che va regolamentata e soprattutto devono essere soggetti ad una tassazione inferiore di quella di adesso. Queste sono le richieste praticamente che vengono presentate sì, al tavolo, no? E raccomandazioni dell'ultima ora in un minuto, Liliana, proprio per i pensionati, tenere presenti le scadenze. Le scadenze, appunto quella della 14ª adesso di verificare, quindi di controllare, poi per il 7:30 di recarsi il più prima possibile, perché così viene subito fatto o il rimborso o la trattenuta. Quindi ecco, perché c'è sempre il solito quesito: per la 14ª non occorre presentare nulla di nuovo, a meno che non siano cambiate le condizioni rispetto all'anno precedente. Sì, quello sì, però in linea di massima è meglio aggiornare i redditi, quindi aggiornando i redditi l'INPS in automatico eroga la 14ª, senza dover stare ogni volta a fare la domanda di ricostituzione e mettere a posto tutto quanto. Bene. Siamo giunti al termine, ringraziamo Flavia Blasic, che ricordiamo essere coordinatrice delle donne dell'FNP CISL di Udine, ringraziamo Liliana Della Rovere, sempre appunto dell'FNP CISL di Udine. Grazie per averci seguito e noi con lo Sportello Pensionati ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta qui a Telefriuli. Alla prossima settimana, arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.